Presidente, balza quasi sempre agli onori delle cronache il fatto che le carenze a livello sanitario riguardino OSS ed infermieri. Dobbiamo però svelare anche un antefatto che a mancare sono soprattutto medici di medicina generale e medici anche negli ospedali. Com'è la situazione a livello provinciale, ma se ci può fare anche una panoramica a livello regionale e nazionale? Beh, innanzitutto buonasera. Buonasera, ringrazio l'emittente per l'opportunità che mi dà di poter fare questo intervento. Come diceva lei, appunto, non esiste solo la carenza del personale sanitario in genere, vuoi infermieri e vuoi operatori sociosanitari, ma vuoi anche operatori dell'ambito sociale. Ma soprattutto questa carenza si sente in maniera forte e già da anni anche nel settore medico, nell'ambito medico. È una carenza che la percepiamo e che ormai abbiamo contezza su tutti i fronti, sia a livello territoriale ma anche a livello ospedaliero. A livello territoriale in questo preciso momento, nella provincia di Pordenone mancano 33 medici di medicina generale, cioè 33 medici di famiglia. E quindi, siccome ogni medico di famiglia ha in media 1500 assistiti, attualmente circa 50.000 cittadini della provincia di Pordenone non hanno un medico di famiglia e vanno alla ricerca spasmodica del proprio medico. Telefonano a destra e a manca, però non trovano sul territorio la disponibilità dei professionisti, anche se il numero pro capite per medico è salito da 1.500 a 1.800. E poi c'è la grande questione della fuga dei medici dalla sanità pubblica per andare a quella privata, o meglio ancora andarsene all'estero. È un problema che ci riguarda da vicino, ecco, quanta preoccupazione c'è in lei, dottore e presidente dell'ordine? Sì, basti pensare che dal 2019 al 2021 si sono dimessi ben 9.000 medici ospedalieri. E da questo stesso periodo, dal 2019 al 2021, sono andati in pensione e trasferiti altri 12.000 medici. Entro il 2024 pensate e pensiamo che circa 40.000 medici, specialisti ospedalieri, lasceranno la loro postazione di lavoro nella parte pubblica. Gran parte andrà in pensione, ma gran parte anche si dimetteranno. E molti dei giovani soprattutto vanno all'estero o dove le opportunità di gratificazione professionale, non solo economica, sono più marcate. Presidente, la fuga dei medici e dei cervelli verso l'estero è un segnale importante. Qua percepiscono uno stipendio sicuramente buono, ma all'estero insomma, lo stipendio magari di Francia e di Inghilterra fa gola. Cosa ne pensa? Ma certamente le nazioni che richiedono i medici italiani sono nazioni che a ragion veduta conoscono la buona formazione del medico italiano, perché attua un percorso formativo veramente a 360 gradi, sia dalle scuole medie superiori, con una base culturale forte e robusta, e soprattutto nel ciclo universitario, per poi irrobustirlo ancora di più nel percorso della specialistica, durante la scuola di specialità. Presidente, che cosa fare allora quindi? Abbiamo visto che ci sono carenze importanti a livello di sanità del territorio, quindi medici di medicina generale, carenze a livello di medici di ospedale. Ecco, che appello fare alla politica, che è quella che di fatto governa la questione sanitaria? Bene, si può intervenire su due fattori, sul fattore nazionale da una parte e sul fattore regionale dall'altra. Che cosa fa la nazione Italia di fronte a questa problematica? Per quanto riguarda l'aspetto della problematica territoriale, carenza medici a livello del territorio, ha fatto un salto enorme in questi ultimi mesi, è passata da 1.000 borse di studio dedicate alla formazione specifica per i nuovi medici di famiglia a ben 2.000, cioè ha raddoppiato il numero. Noi sappiamo che
La medicina generale purtroppo si insegna poco nelle università o addirittura in maniera marginale. Sarebbe opportuno che gli studenti che affrontano un corso universitario in medicina e chirurgia venisse insegnato in maniera specifica anche la medicina del territorio, la medicina di famiglia, dove appunto l'importanza di formare dei colleghi esperti nella relazione con le persone diventa la base fondamentale, oltre che naturalmente anche le nozioni relative alle diverse patologie e quindi alla cultura medica vera e propria. Quindi questo a livello nazionale si è passati da 1.000 a 2.000 borse, si è raddoppiato il numero dei posti che i medici potranno accedere per diventare medico di famiglia. Ogni regione poi, fin dal 1995-96, si è dotata di una scuola specifica regionale. Qui in Friuli Venezia Giulia noi abbiamo il Ceformed, nel quale io ho anche ricoperto dei ruoli apicali, ed è una scuola veramente ben formata ed organizzata, è gestita direttamente dai medici di medicina generale, dai tutor e dagli animatori di formazione. Organizzano il percorso formativo e lo rendono così efficace e pertinente per lo scopo che si propone, cioè creare, formare un buon medico di medicina generale dove le 3 componenti operative del sapere, del saper fare e del saper essere diventano fondamentali per esercitare al meglio questa professione. Presidente, si parlava di medicina del territorio e di servizi al territorio. Il ruolo delle case di riposo nel contesto generale? Ma certamente, cioè nel contesto generale le case di riposo fanno parte di quelle strutture chiamate intermedie, dove vengono, lasci passare il termine, allocate le persone, gli ospiti, che hanno un'intensità di problematiche sanitarie media, non acute, perché l'acuzie viene demandata all'ospedale. E quindi le case di riposo preservano soprattutto l'azione di gestire la patologia intermedia, ma soprattutto la cronicità. Nella nostra provincia abbiamo fatto un salto di qualità enorme. Se lei pensa, quando sono entrato io in convenzione tanti anni fa, esistevano solo 7 case di riposo che riuscivano ad assorbire 750 ospiti. Ora ce ne sono ben 17 che riescono ad assorbire 1850 ospiti, e quindi questo aiuta molto anche la grande contrazione di posti letto che abbiamo avuto in ospedale. Basti pensare che la provincia di Pordenone, da 3.850 posti letto degli ultimi anni 70, primi anni 80, ora si è passati a neppure 900, 880, 890. Sappiamo quindi che la casa di riposo rappresenta uno strumento che neutralizza in qualche modo il taglio dei posti letto in ospedale. Le case di riposo sono delle strutture ben organizzate, alcune hanno carattere pubblico, gestite dall'azienda, ma tante sono gestite dagli enti locali, dai comuni, e molte anche da cooperative. Comunque sono tutte organizzazioni lavorative che nel tempo hanno dato una buona ragione di saper lavorare al meglio anche in queste strutture. Dottore, per concludere, di questa pazza estate caratterizzata da siccità, da tormentoni che insomma ci hanno un po' tolto, no, la serenità, che cosa salva e soprattutto che cosa invece vorrebbe cancellare di questa sanità pubblica? Ma io più che cancellare direi di potenziare la sanità pubblica, parto dal punto opposto. Allora, questa sanità pubblica ha bisogno certamente, oltre che con il PNRR che si sta sempre sviluppando, oltre che a sviluppare le infrastrutture a carattere murario e tecnologico, bisogna che la sanità pubblica faccia un passo in avanti e forte verso le risorse umane. Le risorse umane devono veramente essere percepite e concepite come un valore non solo aggiunto ma fondamentale per sviluppare al meglio i percorsi assistenziali che la sanità pubblica ci chiamerà ad affrontare, ora, dopo, ma sempre nel futuro. Quindi una sanità pubblica dove il medico,
sia valorizzato nella sua professione, dove il medico sia valorizzato anche dal punto di vista economico, perché no? Ma dove il medico venga sottoposto sempre meno a quelle azioni burocratiche che sviliscono la professionalità di un medico, e soprattutto un medico che venga messo a lavorare in una situazione di sicurezza, un'organizzazione sicura anche per diminuire le aggressioni, che quotidianamente il medico è sottoposto alle aggressioni verbali, psicologiche e anche fisiche. 4-5 medici al giorno, pensi, in Italia vengono aggrediti dai cittadini. Dottore, a livello nazionale e a livello regionale cosa ha fatto la politica per potenziare la sanità? Ma se passiamo a livello nazionale, ha fatto un grosso salto come numero per le borse di studio, cioè da circa 10.000 borse di studio che il Ministero garantiva per far accedere gli specialisti a 10.000 specialità. Ora come ora, da un mese o due a questa parte, ne ha istituite ben 14.740 come borse di studio a livello nazionale. Invece a livello regionale, che cosa ha fatto la sanità regionale, soprattutto per quanto riguarda, parlo della carenza dei medici a livello territoriale? Beh, nella scuola regionale che citavo prima, il Ceformed, che negli anni passati, nei primi anni, riusciva a formare 20 medici di medicina generale all'anno, poi negli anni successivi si è passati a 30, a 40, ora, da un mese o due a questa parte, si sono fatti dei decreti regionali o proposte ma attuative a breve, in cui a livello regionale ogni anno dalla scuola regionale non si formeranno più solo 20 medici o 30 come prima, bensì 57 medici, 40 usciranno dal percorso formativo della scuola Ceformed e altri usciranno dal cosiddetto decreto Calabria, che è quel decreto che specifica questo: se un medico negli ultimi 10 anni dimostra di avere sostituito un medico di medicina generale per almeno 2 anni, questo medico potrà accedere automaticamente al percorso formativo senza svolgere il concorso, e in più verranno anche ammessi nella scuola regionale del Ceformed i medici provenienti dall'ambito militare. Dottore, a questo punto viene da chiedersi: siamo senza medici di base, il paziente, se ha bisogno anche per una semplice prescrizione medica, a chi si rivolge? Allora, abbiamo la fortuna che sul territorio abbiamo molte medicine di gruppo, cioè degli studi di medici di famiglia organizzati dove lavorano più medici o più medici diffusi sul territorio che decidono di collaborare assieme. Quando un medico di medicina generale ha raggiunto già i 1800 assistiti, non si può chiedere di più, perché gestire oggi come oggi 1800 assistiti bisogna lavorare tanto, e il più delle volte si lavora male perché la burocrazia soffoca il lavoro e soffoca la serenità del nostro lavoro. In questo modo, quando un cittadino, esempio, parlo personalmente, si rivolge nel mio studio ed è ancora senza medico, non si può lasciare un cittadino per strada senza la ricetta, senza un atto assistenziale, senza un'azione di visita medica. Troviamo sempre il modo, perché le risorse del medico, che rispetta fortemente il regolamento di Ippocrate, sicuramente riuscirà comunque a dare una risposta. Come dicevo prima, mai un cittadino si vedrà sottrarre un'azione sanitaria se questo è in bisogno, e definivo prima la situazione drammatica proprio per questo. Ma il nostro codice deontologico in questi momenti ci insegna che non dobbiamo lasciare scoperta l'esigenza di un cittadino quando questo ha bisogno, soprattutto chiede un bisogno verso la propria salute. Presidente, durante la pandemia è venuto a galla un altro grande problema: le carenze strutturali e ovviamente anche di personale all'interno dell'ospedale civile di Pordenone. L'ultimissima che ci è stata raccontata è di fatto
la mancanza di personale nel reparto di pneumologia, che è stato, diciamo così, assimilato ai reparti Covid. Ecco, che cosa ci può dire in merito e soprattutto come ovviare a questo grosso problema che può mettere in ambasce davvero la questione sanitaria dei nostri pazienti? Ma certamente la situazione dell'ospedale di Pordenone non è delle più rosee, ma questa situazione la si palpa con mano in tutti gli ospedali, soprattutto anche a livello nazionale. Lei ha citato la pneumologia, ma nell'ospedale di Pordenone non esiste solo il problema della pneumologia, dove il reparto della medicina diretto dal dottor Tonizzo ha sicuramente è riuscito, diciamo così, a venire incontro a quel reparto e a gestire con i propri medici anche parte delle azioni necessarie affinché il reparto della pneumologia potesse andare avanti. Ma non esiste solo il problema della pneumologia, come dicevo prima, esiste il problema del reparto dell'oculistica, dove da 12 oculisti eravamo passati a 2, adesso sono 4, il reparto della dermatologia, il reparto della radiologia. Ma non è che la politica è silente ed è sorda al problema. La politica cerca di fare tutto, parlo della politica attuale certamente, ma si indicano i concorsi e i concorsi vanno deserti. Perché? Perché non ci sono i medici, altrimenti queste carenze strutturali di risorse umane non ci sarebbero. Quindi anche il nuovo direttore che è arrivato si fa in 4 e bandisce concorsi velocemente affinché si possa sanare e neutralizzare quei posti vacanti. Ma è proprio la carenza di medici. Non ci sono medici. Dateci i medici, noi proseguiremo nel bando, nel concorso, affinché i reparti vengano rimpolpati, lasciatemi passare il termine, affinché le azioni sanitarie si possano svolgere nei migliori dei modi e quindi dove la carenza dei medici venga sentita meno. Ma la situazione è questa: se ci fossero i medici, la politica di destra, di sinistra, tutta farebbe sicuramente quello che è necessario per il bene della sanità pubblica. Ma non è più redditizio fare il medico? Allora, fa una domanda a bruciapelo, ma io rispondo. Allora, quando parlavo prima che bisogna avere un riconoscimento economico più consolidato, è perché facciamo anche noi dei confronti. Lo facciamo con i paesi europei, con i paesi anche extraeuropei. Nei paesi europei un medico viene pagato in maniera molto diversa, in positivo, in più come minimo il doppio, ma quando una nazione europea chiama un proprio medico a svolgere l'attività in quella nazione, a quel medico viene fornito subito un appartamento, viene fornito un corso gratis della lingua madre di quella nazione se non è in possesso adeguato quel medico italiano che va. E anche la remunerazione è in una situazione di profondo e cospicuo, molto diversa da quella italiana. Adesso non mi fermo sulle cifre, ecco, perché non sarebbe corretto se non ho i numeri esatti, ma sicuramente se un professionista italiano lascia l'Italia e va in Francia o va in Germania o va in Inghilterra, lo fa a ragion veduta ed è ben contenta quella nazione a ricevere un professionista italiano, stante a quello che dicevo prima, perché conoscono nel medico italiano un medico, un professionista preparato con una solida e robusta formazione, sia culturale e professionale. Quindi, dottore, tornando al discorso di prima, non è che non ci sono medici, i medici ci sono ma scappano. Allora, una parte dei medici che ci sono in Italia, un numero, qualche centinaio, all'anno parte per l'estero. Ma non sarebbe sufficiente se questo numero si fermasse in Italia a coprire le carenze. Se lei pensa che da qui al 28 andrà al 2028 andranno in pensione circa 80.000 medici, tra medici di famiglia e medici specialisti, lei pensa che il numero è talmente grande che mai e poi mai si potrà fermare questa emorragia.